Abbiamo giocato 6 turni del campionato, abbiamo giocato e visto insieme anteriormente 6 turni del campionato Under 20 del 2009. Siamo qui al turno 7 dove giocavo contro Marco Fiducioso, un giocatore siciliano che aveva la mia età, molto forte. Mi ricordo che ho giocato con lui in tanti campionati giovanili. Penso che lui aveva vinto la prima partita in un under 12, poi mi sembra che ci sia stata una patta in un campionato successivo, poi quell'anno lì penso che mi sembra che avevo vinto io lo scontro diretto nel campionato italiano under 16. Va bene, dopo numerose partite ci avrei giocato di nuovo. Qua avevo 5 punti e mezzo, i due inseguitori principali, Fiducioso e De Filomeno, avevano 4 punti e mezzo, ovvero un punto in meno. Pareggiare poteva essere un buon risultato, no? Per mantenere il vantaggio, però se De Filomeno per in grande forma avesse vinto, cosa poi fece, il vantaggio si sarebbe ridotto a 2 turni dalla fine. Quindi qua decisi di provare, no? Diciamo, a sfruttare il vantaggio del tratto e a provare a giocare aggressivo già da bianco per provare non a giocare per la patta in modo solito, ma per avere, diciamo, opzioni per mantenere il vantaggio di un punto a 2 turni dalla fine. Quindi in questa partita io il bianco gioco di 4, il mio avversario mi gioca E6, offrendomi un rientro, no, nella francese. A questo punto C4. Il mio avversario mi gioca B6, la cosiddetta difesa inglese. In cui gioco cavallo F3, alfiere B7 e G3. Non ho paura di alfiere per F3 e per F3 perché il nero mi dovrebbe cedere il suo alfiere molto forte. Il mio alfiere in G2 non avrebbe rivali e starei bene. A questo punto probabilmente la cosa più saggia per il nero è giocare l'ovest indiana. Cavallo F6 trasporrebbe nell'ovest indiana, anche se il bianco avrebbe un leggero vantaggio, una posizione leggermente migliore per il bianco. Qua il nero ha giocato F5, ancora in stile olandese, ma ero felice perché F5, come ho detto, con tutti questi sistemi penso che non siano molto corretti. Secondo me il bianco sta leggermente meglio qui. Che il mio avversario qua, ok, mi ha giocato F5, ho giocato alfiere G2, cavallo F6, arrocco, alfiere 7. Ecco, a questo punto penso di giocare in modo incisivo il gioco D5. Perché D5? Perché lui ha perso dei tempi, lui vuole giocare sulle case chiare, ma io gli muro già vivo l'alfiere, che non può attivarsi. Voglio murargli vivo l'alfiere. Su E per D5 probabilmente posso inchiodare questo pedone, posso giocare cavallo H4 o cavallo D4 anche, e recupererò in futuro il pedone, anche questa mossa, no? Perché attacco F5, recupero il pedone e devo stare meglio, perché l'alfiere non esce. Io l'ho giocato a Rocco, ecco qua, cavallo C3 avrebbe dato forse un vantaggio ancora maggiore, ma cavallo D4, la mossa che ho giocato io, deve essere molto buona. Ora ho delle idee, per esempio minaccio di prendere in E6, o altre, se lui gioca E5 perde F5, la posizione nera è già assai difficile, molto difficile già. Su E per D5 probabilmente posso prendere in F5, ristabilendo la parità materiale, e poi potrò catturare D5 in un futuro e probabilmente guadagnare un pedone. Notare che questo pedone è inchiodato. Ho anche una minaccia. Penso che sto minacciando anche, a parte di per E6, penso che sto minacciando anche D6, perché attaccherei l'alfiere su D6. Se lui mi prende in D6, nero su D6, alfiere per D6, prendo in B7 e guadagno un pezzo. Su D6, alfiere per G2, potrei giocare D per E7 intermedi attaccando la donna, deve prendere in E7, allora prenderei in G2 guadagnando un pezzo, quindi ho molteplici minacce. Poi nero ho giocato C5, contrattaccando il mio cavallo. A questo punto qua ho giocato cavallo B5, qua minaccio D6 intrappolando l'alfiere in E7. Per esempio se nero gioca cavallo A6, D6 vince, su alfiere per G2 potrei prendere in E7 intermedia, ma anche re per G2 vince perché l'alfiere in E7 non ha dove andare, non può ritirarsi da nessuna parte. Se nero gioca D6 il bianco starebbe comunque molto meglio, potrei anche prendere, questo pedone sarà isolato, no? Il bianco poi giocherà alfiere F4, cavallo C3 con pressione su D6. Alfiere per G2 con vantaggio strutturale schiacciante
del bianco. Il nero ha giocato e per D5. Ecco, il problema del nero è che io non devo per forza giocare C per D5, ho giocato cavallo C3. Il punto è che di nuovo il pedone è inchiodato su D per C4, alfiere per V7, su D4 idem, attaccando la torre. E qua sto molto meglio. E la mia idea sarà prendere con un pezzo, per provare a sfruttare poi le case chiare, avere una casa forte in D5, provare a sfruttare il pedone arretrato in D7. Penso di stare molto meglio qui. Su A6 avrei probabilmente giocato cavallo per D5 perché ancora una volta minaccio scoperte. Per esempio su A per B5 probabilmente qua sto già molto meglio. Attacco la torre. Su torre A7 potrei anche dare scacco forse. E qua devo stare meglio, anche donna per D5, C per B5, il bianco deve avere un grande vantaggio. Forse anche cavallo per F6, forse questa è la cosa più semplice perché minaccio la torre. Torre a 8, alfiere D5, C per B5, anche C per B5 subito guadagnando materiale perché torre per B7 perde, no? Per questo doppio. In ogni caso, su A6 avrei potuto prendere e diciamo che qua sto meglio in molte varianti. Se lui prova a togliersi dalle scoperte, anche semplicemente cavallo C3 mi assicurerebbe un vantaggio schiacciante, no? Per B3, alfiere B2, alfiere F4, donna D2, torre D1. Compressione su D7, scoperte varie, vantaggio schiacciante del bianco. In questa posizione, dopo cavallo C3, il nero qua, ancora una volta su D4 prendo in B7, ha giocato cavallo E4 per provare a chiudere la diagonale del mio alfiere ed evitare inchiodature. Allorché come prendere in D5, come già detto prima, di pezzo, ora i miei cavalli sono fortissimi. Magari minaccio di prendere in E7 e giocare cavallo C7 perché la torre non ha mobilità. Il nero ha giocato cavallo C6, ora rimane questo alfiere da sviluppare. E qua penso che il bianco stia molto meglio, il bianco ha un vantaggio molto grande. Diciamo che in un futuro io potrò far sloggiare questo cavallo, che è l'unico pezzo attivo, non sarà molto stabile. Potrò attaccare D7, potrò raddoppiare lungo la colonna D. E qua già innumerevoli minacce. Potrei entrare in C7, potrei per esempio entrare in C7 in alcuni casi, prendere in E7, prendere la coppia degli alfieri e andare a cambiargli questo cavallo. Il nero ha già una posizione assai difficile, su A6 forse anche un'idea come per esempio alfiere C7, poi potrei anche tornare indietro, no? E questo pedone cade. Beh, in realtà posso anche prendere in B6 attaccando la sua donna, non ha tempo di prendere i miei pezzi. Cioè il nero è una posizione davvero disastrosa. Il nero ha giocato cavallo B4 provando a cambiare i miei pezzi, ma purtroppo per lui il bianco penso che vince. E qua ho giocato cavallo per E7 prendendo la coppia degli alfieri, donna per E7 e ora è giunto il momento di giocare una piccola combinazione. Qua ho giocato A3. Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Mattoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.mattoscacco.com. Qua avevo un'idea interessante, perché il cavallo ha solo due caselle, C6 e A6. A questo punto, su cavallo C6, volevo giocare alfiere per E4, perché ora donna per E4 mi minaccia cose a raggi X, ma non ha scoperte purtroppo per lui. Io gioco cavallo D6, quanto odia il nero questo cavallo, no? Senza questo cavallo mi darebbe matto. No, questo cavallo è in mezzo e tra le scatole. Il bianco vince per l'attacco doppio, attacco la donna, attacco il pedone, attacco l'alfiere in B7. Dopo che la donna muove, in G2 la mangio, se la donna va via prendo l'alfiere e il bianco vince. In caso, dopo alfiere per E4 e F per E4, il bianco gioca alfiere D6 e vince la partita. Notare che il nero non ha un grande compenso, perché qua in molti casi posso anche cambiargli d'alfiere e in altri casi, per esempio, posso cambiare la donna. Ma visto che entrerò in D6 e attaccherò l'alfiere, il nero non ha un grande compenso, il bianco di solito vince qui. Su cavallo A6, qua avevo un'idea basata su una piccola combinazione che sembra sforzarsi tanto per un cambio, ma in realtà vinco giocando alfiere D6
infilata. Se la donna si muove guadagno la torre e la qualità. Sappiamo che il materiale non è un'opinione, quindi il bianco vince. Su cavallo per d6 starei meglio prendendo in d6 ma alfiere per b7. Ora su cavallo per b5 semplicemente c per b5 con attacco doppio contro il cavallo e contro la qualità. Il bianco guadagna almeno la qualità con vantaggio decisivo. Probabile che forse anche alfiere per a8 vinca, no? Torre per a8, donna d5, c per b5, il bianco vince in tutte le varianti. E su alfiere per b7, cavallo per b7, donna d5 scacco. Ora su donna f7 o donna e6 o re h8, in qualunque caso donna per b7. E qua il problema del nero è che adesso il cavallo in a6 è mal piazzato, il cavallo non ha la casella in b4, non ha la casella in c5 e nero perde un pezzo. Il nero potrebbe giocare donna e6, donna per b7, donna per c4, ma guadagno comunque un pezzo. Il bianco avrebbe partita vinta. Il nero potrebbe catturare dei pedoni, ma poi il bianco una partita tecnicamente vinta. Con un pezzo in più, per esempio, potrebbe giocare cavallo c7, su donna per b2, guadagno la qualità, quindi in totale una torre in più, no? Inizio ad attaccargli tutto, mangio tutti i pedoni e vinco. E su donna per a6, cavallo per a6, nero a 2 pedoni per il pezzo, ma il bianco dovrebbe vincere, più o meno sarà ciò che accadrà in partita. Quindi qua avevo calcolato che il cavallo non ha mobilità. In c7 in presa, in b8 le torri si scollegano, il bianco vince. Quindi in questa posizione il nero ha giocato cavallo b4, cavallo per e7, donna per e7 a 3, che il mio avversario vuole complicare con g5, momento critico. Il nero mi ha fatto una mossa che non mi aspettavo. Ora non voglio ancora giocare alfiere di 6 con il cavallo in b4, non so dove ritirare l'alfiere, non voglio ancora prendere in e4 perché prendere in e4 mi minaccia matto, devo mantenere lo status quo, quindi gioco alfiere c7, punto esclamativo dopo una riflessione. Ho difeso l'alfiere, mantengo la minaccia sul suo cavallo e ora su cavallo c6 di nuovo gioco la stessa cosa di prima, su donna per e4, cavallo di 6, non ci sono scoperte. Su diciamo donna e6 vinco. L'unica cosa che devo calcolare era donna e5, perché questa sì l'ho dovuta calcolare, perché su cavallo per b7 prende in c7, ma qua vinco con un attacco simultaneo, ovvero gioco donna di 5 scacco. Ora se il re si sposta per esempio in g7 vinco cambiando le donne e prendendo in b7 un pezzo in più. Se il nero invece gioca donna per d5 c per d5 vinco per via dell'attacco simultaneo. Sono venuto a creare un attacco simultaneo. In un attacco doppio un pezzo attaccano contemporaneamente due obiettivi diversi. In un attacco simultaneo due pezzi diversi, ovvero il pedone e il cavallo, attaccano due obiettivi diversi e il bianco vince la partita. Quindi questo era il calcolo che avevo fatto. Ovviamente su f per e4 alfiere di 6 guadagna la qualità e vince la partita. Quindi dopo g5 alfiere c7 mantiene lo status quo. L'unica cosa aggiuntiva da calcolare era questa donna e5 donna d5 che vince, attacco simultaneo. Il nero gioca cavallo a 6 e qua ho avuto l'occasione di giocare la combinazione già analizzata precedentemente, alfiere di 6 infilata, cavallo per d6, alfiere per b7, su cavallo per b5, c per b5, alfiere per a8 vincono, cavallo per b7 scacco. Se il re si muove, donna per b7, il cavallo è intrappolato. Donna e6, donna per b7, il cavallo è intrappolato. Il nero ha giocato su cavallo b8, cade la torre, il nero ha provato a vendere cara la pelle, ma questa posizione è persa per il nero. Il nero ha provato ad attivare la torre, ma qua diciamo che donna per e2 sarebbe simile, no? Il nero comunque prenderebbe vari pedoni, come qui, una terra. Ora il nero ha vari pedoni, ma qua uso il pezzo in più per catturargli tutti i pedoni. B4, su c per b4, a per b4, isolandogli i pedoni, non può creare pedoni passati e i suoi pedoni cadranno uno a uno. Lui qua ha giocato c4, meglio li attacco, torre c8, torre d1, attacco di 7, c3, qua prendo il primo pedone. A questo punto posso prendere a 7 in un futuro. Torre a 2, a questo punto probabilmente torre per a7 vinceva, ma meglio non rischiare torre c7, gli elimino già forzatamente il pedone più forte. Ora se gioca c2 vado a prendergli prima o poi questo pedone. Notare che non ho paura di torre b2 torre b1 perché evito le inchiodature, no?
e qua vincerei facilmente, se no prendo in A7, poi torno a prendere D4, vado direttamente a prendere D4 e C2, vincendo. Quindi qua il nero ha preso in A3. A questo punto il nero ha ancora 2 pedoni in più per il pezzo, ma gli cascano tutti. Cavallo B5 con attacco triplo, torre B3 provando a eliminarmi tutti i pedoni, ma io nel frattempo gliene elimino 2. Ovviamente questo finale è completamente vinto per il bianco, perché qua il bianco, per esempio, può giocare B5 e fissare questo pedone, su A5 posso giocare B5, no? Poi catturare B6, il bianco vince il finale con il pezzo in più centralizzando il re. Il nero ha giocato torre per B4, cavallo per A7, a questo punto userò i miei 2 pezzi per catturare il pedone B. F4, ovviamente il nero pareggia se cambia tutti e 3 i pedoni nell'ala di re, ma è difficile, perché i pedoni sono sulle stesse colonne, è difficile cambiarli tutti, me ne basta mantenerne almeno uno. Re G2, F per G3, H per G3, Re G7, torre C6, tagliando fuori il re che non può più attivarsi. Su B5, torre B6, il pedone cade. Se lui continua ad aspettare, tipo H6, torre per B5 vince. Se gioca torre A4, cavallo per B5 mi inchioda, qua posso schiodarmi, per esempio dando scacco, o mettendo la torre in B7 anche senza scacco. Il cavallo si muove, la torre è difesa. E poi posso manovrare i pezzi come voglio e vincere. Il nero ha provato a giocare H5 per cambiare un altro pedone, ma non è sufficiente. Gli attacco il pedone, B5, cavallo D6, il pedone non può scappare. Su torre B2 giocherei questa e può salvare il pedone, ma perde tutti questi altri. E alla lunga perde la partita. Ora magari non prendo in H5 per l'attacco doppio, semplicemente vado a prendergli B4, no? E non minaccia mai nulla. Per esempio qua per vincere potrei andare ad attaccare questo pedone, per esempio un itinerario potrebbe essere questo, no? Le4, può giocare torre B1, no, sulla cavallo G5, ok, deve muovere il re, cavallo E4, ora su torre B1 perde, ma facciamo finta che non ho cavallo D2, no, vinco anche così, su B2 cavallo A4, se sposta la torre prendo in B2, se mi inchioda di nuovo mi metto in una casella dove posso difendere la torre muovendo il cavallo, mi schiodo e vinco. Quindi il nero ha deciso, sì, sto spiegando questo finale perché magari non si sentirebbe sicuro e pensa di non vincerlo al 100%. Spero che questi piccoli trucchetti tecnici possano aiutare ad avere le idee più chiare. E in questa posizione su B5 quindi ho giocato cavallo D6 e ho giocato H4, torre C5. Nero ha giocato re G6, qua prendo in H4 e qua a questo punto prendo in B5. Ora lo scopo sarà attaccare il pedone in G5. Ora manovro e qua a questo punto do scacco, il re deve retrocedere e si distanzia dal pedone. Ora qua manovro col cavallo, qua manovro, scacco, non ho tanto tempo illimitato, cavallo F3. Ora attacco il pedone, lui lo difende, ora qua un modo per vincerlo era giocare torre 6, torre 5 il pedone cade già, se si cambiano le torri vinco il finale facilmente, no? Perché poi dopo con calma gli attacco il pedone, no? Continuo a perdere tempi infiniti e poi vinco. In ogni caso qua me la sono presa comodo, anziché giocare torre 6 e 5 che vincio ho pensato manovro il cavallo in H3 che difende F2, attacca G5, poi gioco re G4 e vinco, non ha mai controgioco. Sono tornato indietro, cavallo H3, se gioca G4 comunque posso rimanovrare e poi gli andrò ad accerchiare il pedone in G4, per esempio ora con piano potrebbe essere mettere il cavallo in E3, il re in G3 e prendere G4. Io ho giocato torre H5, ora ormai è troppo tardi, lui ha aspettato e se gioca questa re G4 e vinco, non ha controgioco, perché se gioca così prendo di re, se gioca per esempio, se continuo ad aspettare prendo di cavallo, poi gioco F4, lui qua ha giocato torre A1, cavallo per G5, ne ero abbandonato perché ho preso G5, poi pian piano avanzerò, no, con tutti e 3 i pezzi e promuoverò il pedone, o se il re rimane davanti al pedone gli creerò reti di matto. Secondo me è una partita interessante, con questa partita mantenevo un punto di vantaggio prima degli ultimi 2 turni. I titoli italiani si avvicinavano, ecco qua tra poco vedremo le partite decisive, perché comunque sono partite con molta tensione
vedremo appunto cosa sarà successo nella prossima partita all'ottavo turno, dove avrei avuto il nero, il mio avversario, con meno punti nel torneo, avrebbe provato il tutto e per tutto per provare a vincere. Ci vediamo quindi presto col prossimo video sul campionato italiano Under 20 del 2009. Alla prossima!